Vieni Tommy, vieni che ti porto dentro la televisione. Ecco, questa è la televisione, tu la conosci bella, molto bene. sì. Devi salire sullo scannetiello, Qua grazie. sopra? Sì, Qua? ce la fai? Vuoi una mano? No, ho paura che può cascare... No, ma non ti Ok. preoccupa, ma non ti preoccupa. Queste Allora, sono le due questo è il palline nostro che hai ho portato io. Mamma mia. Buonasera innanzitutto. Sì, buonasera, ti sei Buonasera, rovinato, buonasera devo a dire la tutti. verità, hai portato due palline. Ho portato due palline. Ecco, sì, perché questo che vedete è un albero puzzle che stanno Sì. facendo tutti i cantanti napoletani insieme. Mo queste palline... Ognuna di loro ha una... Una? Aiutami a dire. Un nome? Sì. Un nome. Una si Una si chiama? chiama Lina e un'altra Caterina. Ah, e Sì, perché? questa è Lina e questa è Caterina. Ma chi sono? Lina e Caterina? Sono due sorelle. Ah, sono due sorelle. Una è per la pace Sì. e un'altra è per la guerra. Oh. Però dice Lina, Caterina, tu non devi fare guerra, Eh. devi fare la pace. Sì. E quindi si sono messe d'accordo e ha vinto Caterina. Caterina. Mo le dobbiamo Bella mettere pace. vicine però a Sì. Lina e a Caterina, perché altrimenti come fanno? Insomma, si sanno parlare per tutte le feste del Natale, hanno sta Sicuramente vicine. parleranno. Speriamo che la pallina della guerra non è sorda. Speriamo che non si picchiano tutte e Ecco, due. speriamo che non si picchiano. Intanto, scusami, mentre mi metti questa cosa, ti ricordi il primo Babbo Natale Eccolo qua. della tua vita? Che regalo ti portò? A me? Eh. Io mi ricordo che ero piccolino, mi portò una batteria, non della macchina però, la batteria musicale. Ah, proprio la batteria? La batteria, sì. Ah, la batteria. E che suonava tu? Quanti anni avevi? Suonava a batteria che avevo un 5-6 anni. Mamma mia, pensa Tommy Riccio con una batteria a mano Madonna, a un 5 casino a casa. anni. No, pensa alla signora di sopra, del piano di Oh, sopra, pensi del che piano di sopra. all'epoca posso? Fare che? Scendere. Ah, puoi scendere, Sì. prego, sì, certo. Ti do una mano, Piano vieni piano. qua, ecco, vicino al pianoforte e No, perché cominciamo. lo vedo un po' pericoloso. Ma vedi, no, qua ma non è È vero. il periodo di Natale. insomma, Tommy, ti salire prego, su non questo. cominciare, quella è una base stabile e si tiene. E poi nella vita tu un po' di equilibrio ce l'hai, tuo Sì, personale. sto quasi perdendo per il tutto, però qualcosa c'è ancora. Qualcosa te la ricordi dell'equilibrio? Ti volevo presentare il maestro Cusopoli. Piacere. Ecco, Eccomi qua. tra l'altro loro sanno qua tutti io ho un problema con i cognomi difficili e mi mandano il maestro Cusopoli, è una cazzimata proprio di quelle là infinite. Lo so, quanti voto chiama Cusopoli, Cusomoli, Un po' di L'hanno fatto Tangentopoli. apposta. un po' di Tangentopoli. Bravo. Ecco, voi vi conoscete, tu e il maestro? Sì. Sì. Ecco, no, fammi scendere su scannatiella perché Lo vedevo veramente, spesso sì. in galleria quando... Uscivate insieme? No, insieme mai. Mai insomma, usciti no. insieme? No, mai. Siamo usciti L'ho accompagnato qualche volta. volta, non con la macchina, ma Sì. con il pianoforte. Ah, lo avete accompagnato Io a con te. il pianoforte? Sì. No, io a te. Allora, sì, non va appiccicate, non facciamo robe da galleria. Allora, volevo dirvi che Accompagnato, io e Tomiri ci ragazzi. abbiamo fatto una trasmissione insieme alla radio. Sì, Mantieniti abbiamo però fatto tu un sotto po'. la luce, ti prego, perché sei più bello sotto la luce. Fammi vedere, sei buono. più bello. Ti vedo più Sei bello buono qua. qua. Allora, io e questo come signore voglio. abbiamo fatto una trasmissione alla radio insieme. Mamma mia, come sei bello, Tommy, mamma mia. Grazie. Più mi avvicino alla televisione, più sei bella. Sì. Allora, no, volevo dirvi che lui ha un orto. Ha un Sì. orto con i piccoli Allora. conigli che sono morti. No, I conigli no, sono no, morti. aspetta. Lo devo dire di nuovo da capo. Sai, ci per sta chi non lo guardando sa. gente nuova, sì. È un periodo che, sai, ogni tanto prendo qualche fissazione. Sì. A un certo punto mi venne l'idea di fare un orto. Un orto. Fosse un giardino, non una campagna, un No, giardino. un giardino. Un giardino che era selvatico. Selvatico. Ho fatto di tutto. Ma tu personalmente, tu nell'orto, tu che in mano? No, io no. No, tu io no. parlavo e facevo fare, no? Sì. È diventato un prato. Se vedi mi sembra un campo di calcio. Addirittura. Addirittura. Come si fa a pensare da un orto ad un campo di calcio? Con un prato vero. Ah, non con un quel prato il Mamma prato mia. vero. E che quanto è ti è difficile. costato sto prato? È una cosa... vabbè, niente, non lo diciamo. diciamo. Sai che ogni volta che sto Vedi vicino a te lo dici. parli sordo, non so perché. Lo so. Il chiappato proprio di patatti. insomma. Però andiamo avanti, arriviamo ai conigli, arriviamo... Sì, poi a un certo punto mi venne la schiribizzo di comprarmi un coniglietto nano. Un coniglietto, no, non muovi, resta là, coniglietto resta là. nano. Un che coniglietto poi- nano. Cioè, però non mi rimane a mezzo. No, perché tu eri è come se dicessi la poesia. Allora, un sai che coniglietto cos'è? nano, un È come coniglietto nano, Che poi è diventato una mucca. una così. mucca. Mi sono allontanato perché aveva favore a mucca. A Paura che mucca. ti davo qualche sbaglio. Capito? È diventato una mucca. Una. Poi da quello lì, insomma, Sì.
dissi, era una femmina, si mangia pigliare un maschio. Un Ma maschio. non sapevo che una coniglia femmina facesse tutti i chili di conigli. Ma lo sanno in tutto il mondo che i io non lo conigli, sapevo. quando E i devi conigli... sapere Sì. che ne fece, ma non finivano mai. A un certo punto che è successo? Conigli per tutte parti. Coniglia, ecco. Poi che fate con questi conigli? Mi svegliavo la mattina presto, mai successo, perché dovevano mangiare. I conigli. La sera. Sì. E quindi per me a un certo punto diventava uno stress. Uno stress. Certo, mi sto ammazzando con queste cose. Pensi che se dovevo andare fuori per lavoro, Sì. dovevo cercare prima una badante Per i conigli. per i conigli. Per i conigli. E l'ho fatto per 5-6 mesi. Ma non. Oggi dico, Sì. ma gaggi combinato per esempio. Ecco, Capite? beh, certo. Oltre ai conigli e poi cantiamo, perché Natale è un classico, C'erano pure quelle tre le galline, sorelline. le galline, le galline. Poi mi venne lo Ti venne. schiribisso delle galline. Mo c'è la poesia sulle galline, ecco Le perché galline. mi allontano. Le galline che è successo? Voi te ne mai data volta? E no, perché la poesia è in coppia e gallina. Poi ti spiego il fatto delle galline. Bene, spiegami. Le galline, mi regalarono una gallina Sì. piccolina che poi diventò una gallina gigante. Oddio. Faceva l'uovo. Tutte le galline fanno l'uovo, Tommy, No, tutte le galline. faceva l'uovo. No, era piccolino, non lo faceva, poi è cresciuto e fece l'uovo. Sì. E diventò una gallina che faceva le uova. Che faceva le uova? Le uova. Poi iniziai su Google per vedere mi sono accorto che esistono tanti tipi di galline, non ce n'è una sola. No. C'è la padovana, C'è quella dalle uova d'oro, come diceva. olandese, Olandese. Sì. La differenza Qual è? Qual è? È che fanno le uova molto più grandi, no? Quali? Quelle olandesi? Olandesi. Quant'è un uovo E di devi una... sapere che io per una gallina olandese, Sì. io sono arrivato a Modena. Sembra strano. Cioè, Come a Modena, Tommy? è perché la Ma cercavo. ti rendi conto che non Perché hai... la cosa del mente che mi incuriosiva, Sì. in Campania non ci stavano. Cioè, ti meravigliosa Certo, gallina olandese. è una gallina olandese. E su internet l'ho trovata a Modena. Un solo esemplare? Un solo esemplare. Una? No, ci stavano, però a me me ne serviva una sola. Una sola. E chi te l'ha data sta gallina A olandese? Modena sono andato, sei andata l'ho bene. comprata E lì. te la sei mi sono portata? messo nella macchina e sono andato a Modena. Quindi tu sei tornato in auto con la gallina Con la olandese? gallina nella macchina. Sì. Libera per l'auto? No, c'aveva una sorta Sì, di... sì. Ah, Ogni tanto mi fermavo nell'area di servizio, la facevo scendere. la facevi scendere? Sì, doveva bene. Una no? roba bellissima a Poco favore d'acqua. degli animali. Un po' di mangiare, mi portavo anche un po' di... mettevo a terra Le E mettesti anche per il paura che guinzaglio? scappasse. Pure il guinzaglio? Sì, invece un po' di spago, insomma. Un po' di spago. Glielo legò alla gola. È un momento altissimo veramente a favore degli animali. Ecco, e Me fatto la portavo sta... quasi imbeccati, insomma. No, come? Non ci roviniamo. Stavo perdendo pure il viaggio, insomma, perché Ecco. non feci bene Il nodo, collare. il collare. nodo. Lo feci che appena tirava, Si stringeva il stringeva nodo. al collo. Era un cappio. A un certo punto la gallina Non era... stava morendo la gallina. Beh, ma in realtà questa gallina riuscì ad arrivare nel tuo Riuscì orto. ad arrivare La sorpresa viva. fu Sì. che quando la gallina fu finalmente nell'orto e la Nell'orto, mattina dopo fece l'uovo, fece un uomo di Pasqua proprio così, di Kinder. Cioè, non finiva mai. Dissi, allora è vero che la gallina olandese sì, è fa un grande diversa, uovo. è particolare. Io ti ringrazio perché questo è un momento a favore degli Non animali. nemmeno lei c'è più. Perché? Che hai fatto con la gallina olandese? L'ho data. Ma no, Ho detto non voglio vedere più nessuno. no, quindi non hai più Mi vedi niente? due giornate, ho detto, Neanche uccelli, un No, canarino, un no, cardellino, niente, una ho cosa... dato tutto, mi venne un giorno che ho regalato tutto gabbie, che poi ho speso un sacco di soldi. Vabbè, non per le parliamo dei soldi, sì. L'ultima cosa che ti chiedo sempre anche alla radio, i tuoi 4 commercialisti, come stanno? Questo è il momento di lanciare gli auguri di Natale ai 4 commercialisti di Tommy Riccio. Mi dici questo mi fai sudare. No, sono 4, l'ultima volta erano 4, mi ha detto. E poi si è aggiunto qualche avvocato pure, insomma, per fare la cosa un po' più piena. Insomma. Bene, Tommy. L'altra volta ho detto una mezza menzogna, mi disse pure qualche avvocato in Sì. pratica. Te l'ho presentato il maestro?
Sì, te l'ho presentato. Non sa ricordo niente, ma te l'ho presentato. Lo salutiamo di nuovo, maestro. No, ma lo salutiamo. Adesso è il momento. Cusan Giopoli. No, cosa? No, non ti ci mettere pure tu. si Il maestro si chiama Cusopoli. Perfetto. Cusopoli. E tra l'altro lui ha scritto, sai che ha scritto anche un pezzo, ci ha messo lo zampino in una canzone di Mina famosissima, io prima parlavo di Mike Bongiorno, anche un uomo. E quale canzone? Anche un uomo, come fa il Brava. maestro? Come fa? Un poco Ma l'ha scritto il maestro? un poco, sì, l'ha scritto il maestro, certo. Può essere dolcissimo. Ah, anche un uomo può essere dolcissimo. Dolcissimo. Poi Allora come la andava? facciamo. Anche un uomo può essere dolcissimo. Ma mica devo contare No, tutto, no, mi dica il testo, lo dico io. Anche un uomo Specialmente se al mondo bravi. Aspetta, rimani l'ha scritta- solo tu. scusa, l'ha Bravi, scritta le il maestro. parole. No, sai, le sai. musiche, la musica, perché Ah, questo il motivo. è il motivo. Non lo sapevo. Ma lo stiamo sgamando? No, non lo so. No. Tommy, mo volevamo fare una questione, se muovesse la scritta canzone, non l'ho No, scritta. io non sto ci sta un parlando problema. No, È Natale, assolutamente. è Natale, no, ma è Natale, è La Natale. prossima volta porto il bollettino SIA, va bene? No, maestro, Va la prego, bene non così? faccia questa cosa Quando triste. prende di SIAE con la mina? Quando prende il maestro di Una Siani? volta, a Buonanima, Ma la guardi che SIA. questa È morta canzone- la SIA. Come è morta la SIAE? È Sai morta perché la è SIAE. morta? Un Madonna, è morta la SIAE. E sai perché è morta? E da quando è Scusami, morta la SIAE? Ettore, sai perché è morta? Perché è morta? Perché c'è il famoso computer. Ah, per scaricare i pezzi gratis. Bravo! Vabbè, ma io credo vabbè, ma non è- ma all'epoca, scusami, alluda all'epoca. Io credo che Mina Sì, è molto ma scaricate, vende ancora, cioè quando non vende, vende. Vende le sue Sì, 70.000, ma 100.000 copie. Maestro, vendono. tu ma quando guarda, ma prendi con questo la canzone del 79 Del 70. Ma stiamo facendo i conti in tasca Mina. e penso Vabbè. che facciamo a Ha lei. paura no? di dirlo, per paura che gli fanno qualche Ecco, sequestro perché di tu sei una persona. disgraziata. Allora, cosa canti? Non lo Cosa so. canti? Come non lo sai? Oh, ma abbiamo lo so, provato maestro. 3 ore. Sì, Maestro, ce cosa l'ho pure io. canta? Indifferentemente, sono ma ricordi. non ha rimember Indifferentemente. Cusopoli, sotto il proiettore, Tommy Riccio Andiamo? canta Indifferentemente. E la. Grazie. Scusate, Grazie devo dei andare. complimenti. Grazie. Tommy, grazie. Grazie, Che Tommy. stai ringraziando. No, resta A lì, Cusandopoli. resta lì, perché devo andare a prendere un amico, l'ho inventato io come Pippo Baudo e me lo voglio portare, mietate là, mietate vicino maestro, Grande. ecco, Salien Gop Uscanatiel. Molto bene, facciamo un primo piano ad Enzo Calone che ha la faccia di Natale, c'ha la serenità nel cuore e nella... Mamma mia, mamma mia. Allora, senti un po', anche con Tommy Riccio ho fatto un sondaggio a proposito del carrello, perché Tommy Riccio va sempre al supermercato. Ci siamo visti ieri sera e gli ho fatto stilare una classifica. Quando Tommy Riccio entra al supermercato durante le festività natalizie, qual è il quarto prodotto che metti nel carrello? Ma visto che stiamo in periodo natalizio, penso il capitone. O capitone, bene. Non credo al supermercato per il capitone. Perché scusa? E perché? Pure... Il capitone è più una cosa, no, congelato, non è Natale, cioè, la cosa di Natale che capita una volta all'anno che lo mangi pure congelati. E tu a Rupiglia su capitone? Cerca di andare, non so, Sì. sai, quella tradizione ci porta ad andare la notte, che poi non l'ho mai fatto. La notte vai a pigliare un capitone? Sì, quando tornano le barche dal mare, usa insomma, una vecchia- proprio al usa la una vecchia maniera. La vecchia, Ah, tu aspetti vecchio che le stampo, barche sì. tornino dal mare? Lo Un capitone compri- arriva bella fresca, bello fresca, fresco, direttore, sì, Allora, capito? se volete capito? incontrare Tommy Riccio, quando ci vai? La sera del 23? Sì. Allora, vicino a un mare ci sta Tommy Riccio che Vieni, aspetta un vado a capitone.